Più forte PL! Eccolo qua! È arrivato il nostro capitano, siamo tutti sulla pinta adesso ad ascoltare. Buonasera. Grazie a tutti, grazie a questa splendida piazza, alla faccia di 4 parassiti che volevano venire a disturbare e che non hanno trovato spazio perché siete in troppi, siete in tanti, grazie. Sono state delle settimane bellissime perché c'è tanta voglia di ripartire, senza false promesse. Io lo dico, non siamo qua a chiedere un voto alla Lega perché vi regaliamo 80 euro, è l'altro fenomeno che regala 80 euro se poi ve ne frega altri 150 con l'altra mano, però siamo qua a promettere onestà. E in una terra come il Veneto, dove le inchieste e gli scandali hanno toccato tanti a destra e soprattutto a sinistra, io sono orgoglioso che il nostro movimento, il nostro governatore non siano mai stati sfiorati da mezza indagine, altro che impresentabili che ci sono in altre zone d'Italia. Qua Luca Zaia e la Lega vanno in giro a testa altissima, quindi io vi chiedo un voto di coraggio, di prosecuzione del buon governo, di una delle sanità migliori d'Europa, ma non solo, dateci una mano anche a dare un messaggio politico, perché il vostro voto domenica è anche un voto per dare più forza alla Lega, per andare a Roma e ad esempio cancellare quella legge infame che si chiama legge Fornero, che ha rubato anni di vita, di lavoro, di pensioni e di sacrifici a milioni di italiani, e sarà la Lega a cancellarla. Il voto alla Lega significa darci una mano a cancellare l'IMU per gli agricoltori che si fanno un mazzo così e non meritano di essere tartassati dallo Stato italiano. E un ricordo a un militante scomparso pochi giorni fa di Due Ville, Mario Pieropan, e il voto deve essere un voto anche per lui, un voto per della normalità, per liberare l'economia, per liberare l'impresa. Via quando la Lega tornerà al governo, perché torneremo al governo, uno strumento di tortura fiscale come gli studi di settore che stanno massacrando migliaia di produttori, di artigiani, di professionisti. Via i vincoli, via il limite a 1.000 euro la spesa in denaro contante che non ha senso, via l'obbligo dell'uso del bancomat e della carta di credito, via le sanzioni contro la Russia, perché con la Russia bisogna lavorare, bisogna dialogare, bisogna commerciare. Il nemico non è Putin, il nemico sono i tagliagole islamici. Scelte di normalità che però la sinistra non vuole o non riesce a fare. Vi pare normale che ci siano i prefetti di mezza Italia che fanno gli affittacamere per cercare il posto in albergo agli immigrati mentre ci sono 4 milioni di italiani senza lavoro? Un voto alla Lega domenica significa prima la nostra gente, altro che albergo. Poi il Veneto è stata terra di emigrazione. Quanti vostri nonni nel Novecento sono partiti con una borsa cercando fortuna negli Stati Uniti, in Argentina, in Australia, in Svizzera? Ma chiedete ai vostri nonni se qualcuno gli pagava colazione, pranzo e cena, e se qualcuno gli regalava tutto, o se invece chiedevano solo sacrifici e rispetto. Questa è una terra che dà rispetto ma chiede rispetto, quindi a Thiene, a Vicenza, in Veneto, in Italia, chi scappa dalla guerra è benvenuto, però se chi arriva qua ed è vostro ospite, inizia a dire le campane mi danno fastidio e il crocifisso non mi piace, torna a casa tua. Se le campane ti danno fastidio e il crocifisso non ti piace, torna a casa tua. Il mondo è grande, il mondo è bello, rispetto per chi dà rispetto. E questo vale
e io non capisco la polemica per i Rom. Io non mi sento superiore a nessuno, né a un bianco, a un giallo, a un verde, a un Rom, siamo tutti sullo stesso piano, però io chiedo diritti e doveri uguali per tutti. Se voi pagate l'IMU, tutti pagano l'IMU. Se voi pagate le bollette, tutti pagano le bollette. Se voi mandate i figli a scuola, tutti mandano i figli a scuola. E quando torneremo al governo, io ho semplicemente detto che nel 2015 si vive nelle case e quindi noi diremo a questa gente che poi leggiamo magari a 25 automobili intestate, vorrei sapere con che lavoro si è intestato 25 automobili il tizio che vive nel campo Rom a Roma. Hanno il diritto e il dovere di vivere come gli altri, quindi la casa la affittano, la comprano, vanno in agenzia immobiliare, chiedono il mutuo. Quanto va avanti la campana, ma è bella comunque, a me non dà fastidio la campana. Viva le nostre campane, viva i nostri campanili, che sono la nostra storia e che magari svegliano anche qualche vescovone che dice che voi siete cattivi, perché magari qualche vescovone sull'immigrazione fuori controllo ci guadagna un sacco di soldi. E quindi, però questo è un altro discorso. Eravamo il fatto che i campi Rom non devono esistere, non esistono in Europa e quindi è normale permettere a questa gente di vivere e lavorare come tutti gli altri e poi per abbattere delle case abusive cosa usi? Ci facciamo dei giardinetti, ci facciamo dei parchi giochi per bambini, ci facciamo dei campi da rugby, so che domani c'è la finale tra Rovigo e Treviso, ecco. Eh sì, e io, vabbè che io in calcio sono milanista, non vedo più una finale io la vedo però, detto questo ragazzi, parità di diritti e di doveri, semplicemente questo, e il Veneto ne è la miglior dimostrazione, Luca lo ricorda, in Veneto vivono e lavorano 500.000 immigrati per bene, con i documenti, che mandano i figli a scuola, che pagano le tasse, che sono miei fratelli. Un conto è l'immigrazione regolare, limitata, positiva e qualificata, e un conto è l'immigrazione alla Renzi Alfano, alla Mare Nostrum, avanti tutti, c'è posto per tutti, c'è l'albergo per tutti. No, non c'è tutto per tutti. Una scelta di normalità, la scelta per la Lega di domenica è una scelta di normalità, e normalità vuol dire che se un benzinaio a Vicenza uccide un rapinatore per difendere una commessa non va processato ma va elogiato, perché non si è girato dall'altra parte, perché ha difeso una vita umana e la legittima difesa è sempre e comunque un diritto. Normalità vuol dire stare sempre e comunque con chi indossa una divisa, con gli uomini della polizia, dei carabinieri che difendono la nostra e la vostra tranquillità per 1.200 euro al mese. Normalità dal mio punto di vista, e lo dico da uno che ha girato tutta Italia incontrando piazze stupende e ogni tanto qualche cretino che lanciava sassi, fumogeni, bombe carta, di tutto e di più, quelli non sono dei contestatori, perché uno che lancia un fumogeno rischiando di prendere una mamma con un bambino è un imbecille, non è un contestatore. Però siccome evidentemente non tutte le famiglie riescono a passare il concetto di educazione e non tutti gli insegnanti e tutti i professori a scuola, un po' troppo a sinistra per i miei gusti, riescono a passare il concetto di educazione, e allora da qua la proposta della Lega su cui stiamo lavorando per reintrodurre un anno per tutti i ragazzi e le ragazze che compiono 18 anni, un anno di servizio civile obbligatorio per educare al volontariato, al rispetto, alla convivenza, alla generosità, proposte normali per gente normale, liberare il lavoro, liberare l'economia, chiedere ai veneti se vogliono tenersi un po' di tasse sul loro territorio, come fanno i friulani, come fanno i trentini. Io vi chiedo da qui a domenica di suonare ai campanelli, perché il referendum
per chiedere ai veneti se vogliono tenersi le loro tasse per le loro strade e le loro scuole. Il referendum, quello che il governo Renzi non vi vuole fare perché è fuori legge, il referendum voi se volete lo fate domenica dalle 7 alle 23, perché se Luca Zaia e la Lega non vincono ma stravincono in Veneto, il referendum sull'autonomia voi lo fate domenica, il referendum sull'autonomia o l'indipendenza voi l'avete pronto, gratis, domenica. È per questo che ogni singolo voto può fare la differenza. E io sono contento perché stiamo risvegliando enormi energie da nord a sud. C'erano 600 persone quando ho fatto l'incontro ad Agrigento, in piazza, forse perché ad Agrigento è nato Angelino Alfano e quindi si sentivano in dovere di darsi un futuro diverso, forse perché ad Agrigento ci sono tantissime mamme che l'acqua in casa ce l'hanno per 3 giorni alla settimana, e non stiamo parlando dell'India o del Bangladesh, stiamo parlando dell'Italia, dell'Europa, di qualcuno che ha l'acqua in casa 3 giorni alla settimana. Non è normale, c'è bisogno di normalità, c'è bisogno di coraggio, c'è bisogno di Lega. Io vi chiedo da qui a domenica di suonare a tutti i campanelli, perché noi facciamo la storia con il voto di domenica, noi questo paese lo cambiamo con il voto di domenica, anche nelle regioni sempre meno rosse, anche in Liguria, anche in Toscana, anche nelle Marche, anche in Umbria, noi lo cambiamo e portiamo un po' di serenità, non promettiamo miracoli ma serenità, dove le famiglie possano pensare a un futuro, a sposarsi, a mettere al mondo dei figli. Da qua al progetto della Lega vi chiedo di andare in comune settimana prossima a firmare il referendum della Lega, se ancora non l'avete fatto, per togliere dalle strade, regolamentare e tassare la prostituzione come fa tutto il mondo civile sviluppato, e con i soldi che porteremo a casa io mi impegnerei a rendere gratuito in tutta Italia l'asilo nido per i bimbi fino a 2 anni, da nord a sud, per permettere alle mamme e ai papà di pensare a un futuro. Queste sono scelte di normalità. Poi lascio il microfono a Luca, che io sono orgoglioso di avere come nostro e vostro rappresentante. Qualche mese fa qualcuno da Roma è partito pensando di venire a vendere il fumo ai veneti, poi si sono accorti che evidentemente non funzionava. Infatti stasera chi vince le elezioni in Veneto è in una piazza enorme con tantissima gente, prima a Thiene e poi a Verona. Qualcun altro è chiuso in albergo, perché sono pochi, così si stringono, stanno più caldi, poverini. E infatti quando Renzi è venuto a Vicenza non ha speso una parola sul Veneto che vorrebbe, ma ha passato il tempo a insultare la Lega dicendo ho fatto più io in un anno. Ha detto però una cosa giusta, ha detto ho fatto più io Renzi in un anno che non la Lega in 20 anni. È vero, sono sbarcati più immigrati con lui in un anno che non con la Lega in 20 anni, quindi ha ragione. Però guardate i dati economici, guardiamo i dati economici, noi abbiamo una proposta per far ripartire questa terra che non ha niente da invidiare o da imparare da nessuno, quindi noi ce l'abbiamo messa tutta, per me è stato un periodo bellissimo, l'impegno per la Lega però, a differenza di tutti gli altri partiti che sorridono dai manifesti, che vi mettono i volantini nella casella delle lettere, è che il nostro impegno da lunedì, quando saranno finite le elezioni, non si ferma ma raddoppia, perché le persone serie la campagna elettorale la ricominciano un quarto d'ora dopo che i cittadini hanno votato, e noi non ci fermiamo, perché non ci basta il vostro voto, noi vogliamo meritarcelo per 365 giorni all'anno. E quindi sono contento di questa sfida, sono contento della risposta, e se devo dire la cosa che più mi inorgoglisce è il fatto che sto trovando una marea di gente che mi dice torno a votare dopo anni che non votavo, dopo anni che non credevo più a nessuno, dopo anni di schifo, dopo anni di disgusto, dopo anni di disinteresse. Trovo una marea di ragazzi
di 16, 17, 18 anni che trovano un motivo, che trovano una passione, che trovano un progetto. Non tutti i ventenni sono come quei disadattati che bruciano macchine o negozi, fortunatamente sono pochi quelli che hanno delle idee che valgono così poco e devono bruciare qualcosa. Ve lo ricordate quel poveretto intervistato a Milano? Che bel bordello, che chi non brucia una banca è uno sfigato, è un coglione. Ma voglio dire, poi deve essere tornato a casa e il papà gli ha fatto la faccia e ha capito che non è bello bruciare gli oggetti altrui. A me fa piacere che qualcuno si stia svegliando, conterà poco, però il fatto che sulla nostra battaglia di legalità, di parità di diritti e di doveri, di sicurezza, ieri anche una persona lontana dalla Lega, come Adriano Celentano, abbia detto inizio a pensarla come Salvini, vuol dire che qua c'è il buon senso, al di là dei colori politici, vuol dire che qua si ragiona con buon senso, vuol dire che quelli che dicono ma che problema sono i Rom, non vivono nelle case popolari, non vivono vicino a un campo Rom, non prendono l'autobus o la metropolitana, non vanno al supermercato o all'ospedale dove questa gentaglia si butta sulle macchine e sui carrelli come neanche nel quarto mondo. Parità di diritti e di doveri per tutti. Il Veneto sia un modello, però non mi basta vincere in Veneto, non siamo qua, non abbiamo piazze strapiene come questa per partecipare. Il mio obiettivo, se voi ci state, se voi ci credete, è andare a sfidare Renzi, prendere un voto più di Renzi, cambiare l'Italia e cambiare l'Europa. E noi cambiamo prima l'Italia e poi l'Europa. E torniamo a lavorare. E chiudo e rendiamo onore a chi un secolo fa sul Piave partì e lasciò la sua vita per difendere la sua comunità, per difendere il suo futuro, perché non passasse lo straniero. Lo straniero, se per bene, è il benvenuto, ma deve portare rispetto per una comunità orgogliosa che ha centinaia di anni di storia alle spalle, che è quella di San Marco, che è una bandiera che io adoro, che vi invidio e che voi avete il dovere di lasciare ai vostri figli, ai vostri nipoti. Viva la Lega, viva Luca Zaia, viva il Veneto, e domenica date lezioni di democrazia e di partecipazione, perché se si vince in Veneto Renzi, Alfano e la Boldrini vanno a lavorare, la Fornero, Monti, tutte le sanguisughe che voi avete pagato da lunedì tornano a lavorare, magari senza stipendio e senza vitalizio, perché non se lo sono proprio meritato. Viva la Lega, viva il Veneto, viva San Marco, e grazie per l'educazione, il coraggio e la voglia di lavorare che da nord a sud vincerà, e grazie a Luca Zaia per quello che ha fatto e soprattutto per quello che farà.